Eccellenza in digitale, un'attività sicuramente interessante per crescere, un momento di formazione per le imprese e per i giovani che la Camera di Commercio ha fattivamente avviato già da tempo. Ne parliamo con il responsabile Alessandro Cacciato. Quali sono i benefici di tale iniziativa in un momento tra l'altro particolare in cui molte attività sono chiuse o vanno a rilento? Sì, esatto, in questo momento la Camera di Commercio offre a tutti gli imprenditori e commercianti l'opportunità di conoscere tutte quelle opportunità presenti in rete, quindi dal sito internet a una presenza corretta sui social network, per poter incrementare il proprio fatturato e dunque anche le presenze all'interno dei negozi fisici. Questo avviene perché ci sono delle regole da rispettare per essere presenti sul web e dunque attraverso questo corso che viene realizzato da Unioncamere e da Google.org, attraverso le Camere di Commercio territoriali, noi cerchiamo di supportare quelle che sono le attività degli imprenditori nel web. Le imprese che tipi di beneficio avranno? Cosa devono fare anche per poter accedere a questa iniziativa? Allora, per poter accedere all'iniziativa troverete tutte le informazioni sul sito della Camera di Commercio di Agrigento attraverso i Digital Promoter, che sono appunto io e il collega Fabio Cimino. E che cosa accade? Accade che abbiamo visto che dai dati statistici più del 20% delle persone che navigano nel web si rivolgono ad attività locali, quindi anche per sfatare questi miti che tutte le attività vanno nella big economy. Quindi questa nuova attenzione determinata anche dalla crisi da coronavirus verso le attività locali ci fanno capire come ormai è entrata come abitudine di chi naviga quello di poter guardare anche quello che c'è vicino casa. Quindi essere presenti in modo corretto sul web è ancor più interessante e la Camera di Commercio si offre per aiutare, dare un supporto agli imprenditori e commercianti per affrontare tutto questo. La nostra provincia come si posiziona nella crescita digitale rispetto un po' al panorama sia regionale che nazionale? Allora bisogna aumentare quella che è la cultura da essere nel web, dobbiamo porre l'attenzione nel web allo stesso modo di come poniamo l'attenzione nel nostro negozio fisico, quindi così come dedichiamo attenzione al personale, alla vetrina, all'arredamento e alla merce, dobbiamo far entrare nella testa dei commercianti che ci vuole una professionalità anche per presidiare il web. Noi lo possiamo fare attraverso appunto eccellenza digitale oppure anche attraverso del personale qualificato di crescere in digitale, che sono questi due programmi che la Camera di Commercio mette a disposizione del mondo delle piccole e medie imprese per supportare tutto questo. Tra l'altro in questo momento la vendita diciamo, via web va fortissimo, online va fortissimo, quindi potrebbe essere diciamo, un nuovo investimento che i negozianti potrebbero fare. Sì, appunto, siccome capiamo che diciamo, è un momento difficile, tutto quello che noi realizziamo è assolutamente gratuito e poi sì, perché cosa è successo? In questo periodo di chiusura all'interno delle case dotate appunto da queste norme per la sicurezza, la gente è entrata come in una formazione continua nella conoscenza del web. Tutti ci siamo ritrovati a fare qualche acquisto da casa. Ecco, questo rimarrà negli usi e consuetudini delle persone e dunque cosa vuol dire? Che mentre prima lo facevamo in un modo forse un po' più distratto, oggi invece diventa una priorità.